Lingua napoletana ci sono delle parole che sono assolutamente intraducibili in italiano e seppure provi a tradurle non trasmettono mai quella medesima sensazione che invece trasmettono quando la dici in lingua napoletana. Come fai a tradurre, che ne so, ndussucus, supirchius, ngannarut, spaparanzat? Come fai per esempio a tradurre in italiano schizzichea? Sì, d'accordo, piovigina potresti dire, ma quando mai non è un semplice pioviginare, è quel lento, costante, minuto, assiduo, continuo pioviginare. Quindi come fai a tradurlo in questo modo? Prova a tradurre cazzimma. Ecco, come fa a tradurre cazzimma in lingua italiana? Proviamoci. La cazzimma è quella sottile perfidia ordita ai danni di qualcuno per trarne un piccolo vantaggio. E che capite qualcosa? No, la cazzimma è cazzimma, punto e basta. Come fai a tradurre per esempio turuteppola, frasciutum, sta spantacan? Impossibile! Come fai a tradurre un ragù sta papatian? Ecco, il ragù sta papatiando da 3 ore. Beh, in napoletano poi si dice pure pappuliare, insomma, pappiare, ma in napoletano di Porta Capuana è papatia. Papatia dà proprio quell'idea del ragù che continua ad emettere quella bollicina dal fondo che è possibile solo grazie alla cucchiarella che è poggiata di taglio sulla pentola e tiene appena quella finestrella aperta sul coperchio. Papatia dà proprio il senso della carne che cede al sugo tutte le sue energie. Sapete in italiano come verrebbe tradotto papatia? Sobbollire. Ma scusate, a parte che sobbollire è una parola tristissima, ma vi chiedo, se secondo voi in un ragù che sobbollito per 3 ore dello stesso sapore un ragù capapatiata per 3 ore? Beh, insomma, prova a tradurre frasciutum, ammappuciata, prova a tradurre sei sguallariato. Come fai a tradurre sei sguallariato? Come fai a tradurre se standallian? Si sta perdendo tempo inutilmente. Come fai a tradurre sei ingignata? Sapete un italiano come dovrebbe dire per tradurre te ingignata? Ha indossato per la prima volta un capo d'abbigliamento nuovo, vedo. In napoletano una parola. Te ingignata?